ha sconvolto tutti noi. Guardi, veramente una cosa che ha preso il cuore. Non ha parole Gianfranco Munari, presidente del CAI di Padova. Alexandra Gheorghe la ricorda bene. Socia dal 2020, la 36enne lo scorso inverno aveva frequentato un corso di sci alpinismo di livello A2 per esperti e lui le aveva consegnato il diploma. Una promessa gli avevano spiegato i soci del club alpinistico più numeroso del Triveneto. Alexandra aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, una passione che l'ha tradita in Valle d'Aosta, nel massiccio del Monte Rosa. Era salita il 13 agosto con un compagno, il pisano Marco Stagi, con cui stava scalando la cresta del Castore, 4.225 metri. Stava scendendo quando i due alpinisti esperti sono stati traditi dal maltempo e hanno perso la via. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato di Alexandra che non l'aveva vista rientrare. I corpi dei due sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano grazie al dispositivo satellitare della 36enne. Ingegnere informatico, da qualche tempo viveva a Ponte di Brenta. Una grande passione per i viaggi e per lo sport per Alexandra, donna innamorata della vita che ben sapeva che la montagna è bella e pericolosa. E il rischio zero non esiste in montagna, eh. Non esiste nemmeno nell'escursionismo. Aveva fatto brutto tempo, era cambiato il tempo lassù, eccetera, e forse ha sottovalutato questo rischio. Magari lei si sentiva forte in roccia, eccetera, però la cresta del Castore, io la ricordo, è una crestina un po' delicata, eccetera. In Valle d'Aosta proseguono le indagini sulla dinamica del tragico incidente. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.